La nascita di questa nuova provincia italiana, che cosa rappresenta? Rappresenta una svolta che vuole preparare futuro. Noi abbiamo iniziato non soltanto a livello Italia, ma a livello di tutto il mondo, una riorganizzazione delle nostre forze. Parlo di risorse umane, parlo di risorse di immobili, di tutte le nostre realtà e soprattutto delle nostre missioni. Vogliamo, diciamo, fare questo passo non soltanto per unificare le forze, ma anche per ravvivare lo spirito, per tornare in qualche modo alle fonti, per poter valorizzare il patrimonio culturale, storico, spirituale del padre fondatore e della madre Caterina. La nascita di una nuova provincia italiana pone anche una collaborazione con le altre province che sono sparse in tutto il mondo. Nello specifico, la provincia indiana che stagione sta vivendo? Una stagione di primavera, provincia indiana. Più di 100 suore, però le suore rendono il loro servizio anche alle altre parti del mondo, ad esempio Stati Uniti, Palestina, Congo, Italia, Papua Nuova Guinea, Terra Santa. Questo anche per rivitalizzare le vocazioni religiose. Sì, anche di essere, di sentire un'appartenenza alla famiglia gemelliana. Noi non possiamo sentire Italia ha meno vocazione, a India ha più vocazione. Di famiglia, di sentire anche la gioia e il dolore della famiglia, di sentire insieme. E anche una prospettiva della pastorale giovanile vocazionale.